Bosano 100% da almeno 400-500 anni. Ma Bosa ti dà un'opportunità incredibile, nascere in questo posto e per un bambino che nasce qua credo sia l'habitat più stimolante che uno possa avere, perché da bambino ti raccontano le favole, nelle favole ci sono i castelli, c'è sempre un ponte, c'è sempre un fiume, c'è il mare, c'è la montagna, ci sono le chiese con gli affreschi. Ecco, a Bosa tutto questo io l'ho sempre visto da quando sono nato. Quando ero molto piccolo, una, una commessa del negozio di mio padre disegnò con un coltello a seghetto, passandoci sopra una penna, disegnò delle ondine, cioè delle linee seghettate. E io ho visto le onde del mare. Poi ha fatto dei segnetti così in mezzo alle onde e io ho visto i pesci. Non ho visto un disegno, ho visto i pesci. Quindi da bambino, forse avevo 2 anni, 3 anni, non so, e cosa ho pensato? Che quell'oggetto che era una penna, avrò immaginato, questa è una bacchetta magica, con questo si possono fare le cose. Queste cose. Non c'è niente di più serio ma di meno serio dell'arte. Se ci prendiamo troppo sul serio a fare gli artisti, secondo me finisce quell'atto creativo, ludico. È come fare arte, dipingere o qualunque altro tipo di arte, la componente ludica è essenziale. Come si fa a non divertirsi a fare la cosa che ti piace di più? Il mio non è un lavoro, il mio è una vacanza eterna. Quando mi stanco di dipingere, per riposarmi dipingo, quindi no, non credo che uno possa arrivare a autodefinirsi un artista. Eh, Cioè, uno fa queste cose qua, poi saranno gli altri a decretare la qualità delle tue cose, anche perché se uno lavora pensando a quello che gli altri possono dire di te, perdi di vista il concetto principale del tuo lavoro, che è proprio astrarsi da queste cose, non ti puoi distrarre facendo una cosa perché piace agli altri. Piacere agli altri è la conseguenza di quello che fai, non il fine. Negli anni 70, all'inizio degli anni 70 è stata organizzata una mostra qua a Bosa e io partecipai con 2 quadri. La mostra iniziava il venerdì, io portai i quadri il mercoledì mattina, il mercoledì pomeriggio, prima dell'inizio della mostra, qualcuno li aveva già comprati. Non è stato un caso isolato, dopo quello ci sono state altre vendite e piano piano mi sono anche convinto che potesse diventare un lavoro la mia passione. Negli anni 80, agli inizi degli anni 80, io ho smesso completamente di dipingere perché, non lo so, non avevo più voglia di far nulla, mi fermavo davanti a una tela bianca e rimaneva bianca. Solo dopo 10 anni, quando ho aperto il caffè, che mi sono trovato in questo luogo chiuso, magari ad annoiarmi anche perché io ho proprio bisogno di fare delle cose, non riesco a star lì in panciolle, ho ripreso a disegnare. Ho ripreso a disegnare al tavolino del bar e lì ho
riscoperto di nuovo questa cosa, cioè è stato come essere attraversato da un fiume carsico che prima o poi doveva venire fuori da qualche parte e gli ho dato la possibilità di venire fuori appunto riprendendo a disegnare. Perché poi dopo questi 10 anni di blackout ho ripreso a dipingere così proprio per la voglia di sporcare un foglio, e senza nessun tipo di idea. Però facevo delle linee, usavo degli inchiostri e mi divertivo a vedere appunto le reazioni. Non, non avevo un soggetto. I primi soggetti che ho iniziato a dipingere sono stati dei soggetti mitologici. Questo segno si è sviluppato prima dal piccolo formato, sono diventati grandi formati. C'è stato il periodo degli orologi, c'è stato il periodo delle coppie. Quello che andavo a cercare poi alla fine era sempre un equilibrio, l'insieme delle cose che come risultato desse un equilibrio. E io questa cosa l'ho sempre vista nella coppia, quindi l'uomo e la donna, quindi il bene e il male, la luce e il buio, il cielo e il mare, quindi l'orizzonte diventa il taglio esatto, lì, il punto d'incontro che crea l'equilibrio tra queste due cose. Sai che cosa mi piace pensare? Che gli artisti sono come le foglie e quindi hanno una specie di fotosintesi clorofilliana. Assorbono quello che c'è intorno, lo elaborano e lo ritrasformano in arte. La pittura che intendo io, soprattutto adesso, poi potrei smentirmi magari più avanti, è una distillazione. Bisogna distillare sempre di più per arrivare a una sintesi. I Bosani sono un minestrone di caratteri e di caratteristiche che sono un ottimo materiale perché è veramente un compendio di quello che si può trovare nel resto del mondo. Un posto che mi ha fatto sentire veramente a casa, no, non c'è, è la Terra, probabilmente su Marte starei peggio.